sicuri che il nostro modo di fare protezione civile è veramente civile, cioè è espressione di una civiltà che noi abbiamo costruito nel tempo, è espressione di una cultura che comprende anche un rapporto col territorio. Perché io alle volte, vedendo alcune informazioni, alcune reazioni, vedo così una protezione civile anche un po' spontanea, tranquilla, a volte rabbiosa il giorno dopo del problema, il giorno giustamente arrabbiata, ma un conto è essere arrabbiati e un conto è essere rabbiosi, no? E delle volte che diventa anche così poco civile, un po' non incivile ma magari maleducata, si direbbe se fosse un figlio adolescente, è una cosa giovane. Anche la pianificazione, siamo sicuri che sia selvaggia nel senso che è lasciata là senza regole, oppure magari quando noi parliamo di pianificazione selvaggia è perché a furia di partire così dall'Europa, dalla valutazione strategica, da una serie di elementi normativi che sono tutti giustificati, a cui poi si affacciano anche tutta una serie di deroghe dovute, concessioni, eccetera. Non è che abbiamo costruito noi una giungla in cui poi si incontrano animali strani che hanno istinti predatori, insomma, no? Quindi questa riflessione qua su quella che è la nostra cultura. Poi, per quel che riguarda il rischio è una grandezza che va stimata. Mi piace questa formula qua perché l'ho vista a Trento al Museo della Scienza e della Tecnica, no? Cioè, il rischio è dato dal prodotto della probabilità che un evento dannoso, frana, caduta di una meteorite, esplosione nucleare avvenga in quel posto e dal valore esposto in quel posto, cioè dal danno, ok? Quindi non potendo intervenire sul primo membro bisogna per forza, quando facciamo prevenzione e protezione civile, intervenire sul secondo, ridurre il valore esposto, no? È una cosa facilissima, la facciamo tutti. Quando ci sembra che sta grandinando e magari abbiamo la macchina davanti al garage, cosa facciamo? Usciamo a spostarla, è diventato un istinto ormai questo, quando si sente tuonare usciamo a spostarla e la mettiamo in garage perché così riduciamo il valore esposto alla grandine, no? Cosa ci succede se abbiamo un garage solo, magari perché il comune non ci permette di costruirne in altro, siamo in zona agricola, eccetera, e abbiamo due macchine, quella che sta fuori, no? Cosa succede? Lasciamo fuori quella che costa meno, riduciamo il valore esposto, ma poi quando prende la grandine, quella volta che mi succede, no? Quindi metto dentro la Porsche, lascio fuori la Panda, quella volta che ho la Panda tutta rovinata, no? Che cosa faccio? Vado dal sindaco a chiedergli i danni perché non mi ha fatto costruire un secondo garage? O magari penso a stipulare un'assicurazione? Cioè, perché a volte io ho l'impressione, quando purtroppo succede, che qualcuno ha l'idea di andare dal sindaco, dal presidente di regione, dal ministro, dall'Europa, perché non ci ha lasciato costruire la diga, il ponte, la briglia, eccetera. Ma non è che le opere risolvono tutti i rischi naturali, purtroppo, perché ci sono dei rischi imprevedibili, ci sono dei rischi che hanno un tempo di ritorno che non giustificano un'opera. L'opera, la cassa di espansione di cui parlava prima Fradegai, eccetera, è stata pensata nel 66, non è stata fatta, non ci sono i soldi, ma forse alla fine non è neanche la soluzione migliore. Però ecco, quando piantiamo, anche solo perché siamo in zona di OCG, quando piantiamo dei vigneti che hanno un elevato valore, no? In zone che sono particolarmente fragili da secoli, io qualche volta ho l'impressione che qualcuno metta in garage la Panda, no? Quindi pianta mais in pianura dove verrebbe dell'ottimo radicchio trevigiano, magari da vendere anche quello, e investe invece su un vigneto di OCG in pendenza, insomma. Il piano di protezione civile va avanti, è molto semplice, i cittadini devono sapere cosa ho scritto, cosa fare e dove andare, cioè ci sono delle aree verdi in cui i cittadini si raccoglie, delle aree rosse. Per il momento questo è il piano. La regione ha fatto tantissimo in questo perché ha fatto una legislazione, il piano obbligatorio del 92, la regione ha dato contributi, ha fissato le regole tecniche, informatiche, tutti i piani di tutti i comuni del Veneto sono informaticamente uguali. E quindi questo dobbiamo sapere. L'altra parte del piano, che è invece l'analisi dei rischi, quella è più riservata ai tecnici. Però questo dobbiamo chiedere ai sindaci. Vi abbiamo fatto il piano noi altri? Come Geo, dov'è l'area di attesa più vicina, no? Voi l'avete notato arrivando qua, dov'è l'area di attesa più vicina?
È giù in piazza, benissimo, c'è anche tabellato, insomma, no? Quindi c'è su tutti i siti internet il piano di protezione civile legato a queste parti qua che si chiama modello di intervento, cioè vedete questa è Costa di Rovigo, un paesino, e ha 2 aree di attesa, queste sono quelle verdi lassù, poi l'area di ricovero e l'area di amassamento soccorritore. Sono cose molto semplici, bastano? No, la regione deve fare già di più e meglio, però intanto già così, già pagando i piani della regione non abbiamo tutti i comuni coperti, non tutti i piani sono fatti alla stessa maniera. E le province però li hanno approvati tutti, anche qui c'è da mettere. Andiamo avanti. Per fare il piano cosa mi serve? L'informazione geografica. Ho notato per una fortunata combinazione che qui intorno abbiamo una serie di carte militari dell'impero austro-ungarico. Da sempre chi ha l'informazione geografica ha il potere, chi ha il potere cerca di avere l'informazione geografica. Pensateci quando usate Google Maps. E abbiamo una direttiva europea che dice che tutti i dati geografici che hanno una valenza ambientale e territoriale devono essere accessibili, devono essere messi su internet. Dal 2005 c'è questa attuazione, la Regione Veneto è avanti, è praticamente leader in Italia, il dirigente nostro insomma è quasi sempre in agenzia digitale, però la struttura cartografica è stata sforbiciata pesantemente, insomma. Secondo me comunque ci servono dati più aggiornati, più precisi e da qualche parte anche ci sono. Lì avevo messo appunto un modello digitale del terreno che è stato fatto nel 2008 dall'Istituto di Oceanografia Sperimentale che ha una risoluzione di 1 metro, però in quel dato lì io che mi occupo di pianificazione eccetera non ci ho mai messo le mani sopra, non ho idea di dove sia. È in qualche cassetto a Trieste, a Treviso e a Padova, in qualche server, insomma. E così, un breve confronto, questo è il sito dove si scaricano i dati geografici del Veneto. Noi per fare una stima, non so, oggi c'era qualcuno a nome di Dal Pavos, ancora qua? Comunque vi hanno parlato di idraulica, insomma, per fare un modello idrologico, per capire le condizioni, io devo partire da un modello digitale del terreno. La regione ne ha uno bellissimo, fatto credo nel 2007, qui c'è una data 2010 perché la legge Inspire dice che deve esserci la data, lì c'è la data di revisione, no? Più o meno a 5 metri, fatto su dati del 91-2004. Il Trentino, per esempio, ne ha uno da 1-2 metri fatto da un volo LIDAR apposto del 2007, quindi una misurazione precisa. Ma loro sono uno statuto speciale, eccetera. No, lì si è investito su una cultura e su una disponibilità del dato che poi fa crescere gli enti di ricerca ma anche le aziende private. Qui da noi speriamo al prossimo giro. Grazie.